3 latitanti affiliati all''Ndrangheta sono stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria a Candidoni, nella piana di Gioia Tauro, mentre stavano tenendo un summit operativo. I 3, sorpresi insieme a una quarta persona in una casa rurale, sono contigui alla Cosca Bellocco di Rosarno, una delle più attive e conosciute. Il blitz è scattato dopo che le indagini avevano portato all'individuazione del nascondiglio, ubicato in una zona di campagna. 3 persone ritenute responsabili del reato di usura ed estorsione sono i destinatari di altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria ed eseguite stamani dai carabinieri del Comando Provinciale. Le indagini sono scattate dopo la denuncia da parte della vittima dell'usura, che, esasperata dalle continue vessazioni, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Sequestrate anche 2 società riconducibili agli arrestati per un valore di circa 500.000 euro. Un corteo pacifico si è snodato stamattina per le vie della città di Crotone, indetto dal movimento sindacale di lotta Mosilotta. Alla manifestazione hanno aderito ex operai di Montecatini e Pertusola Sud, studenti, precari, disoccupati, pensionati, per denunciare l'emergenza occupazionale che colpisce la provincia calabrese e mettere in evidenza le parole chiave per la rinascita: bonifica, sanità, università, lavoro. Mi vogliono eliminare utilizzando l'arma giudiziaria. I magistrati me ne hanno fatto di tutti i colori, lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente ad un'iniziativa del PDL e di Noi Riformatori a Cosenza, nel Teatro Rendano. Siamo determinati, ha detto il Premier, a fare la riforma della giustizia. Dobbiamo resistere, continuare a governare e farlo con serenità, ma soprattutto dobbiamo impegnarci a fare queste riforme. Riformeremo la Corte Costituzionale perché oggi cancellano leggi giustissime. Forte presenza dei giovani d'Italia dei Valori alla Mezze alla presenza del loro coordinatore nazionale Rudy Russo, in Calabria per tenere un corso di formazione su giovani e politica. Il principio sul quale intendono incentrare il lavoro è dare voce e spazio ai giovani e alle loro esigenze, idee, aspettative e progetti. Tra le proposte pratiche per la costruzione della giovanile c'è la volontà di collaborare strettamente con l'associazione universitaria Union. Nell'occasione della riapertura del Museo San Giovanni di Catanzaro è stata presentata la mostra La Costante Cosmologica, prodotta e realizzata con la Fondazione Rocco Guglielmo. L'importante appuntamento ha richiamato la presenza, fra gli altri, oltre che del notaio Guglielmo, anche del sottosegretario della Giunta regionale Alberto Sarra, della presidente della provincia Wanda Ferro, del vice sindaco Antonio Argirò e del curatore dell'esposizione Gianluca Marziani. Felice esito ha avuto a Isola Caporizzuto la settimana rosminiana. Il culmine della manifestazione è stata la festa della cella che si è celebrata ieri, che ricorda il 20 febbraio 1828, quando il beato Antonio Rosmini giungeva al Sacro Monte Calvario di Domodossola. Questa data è diventata occasione per padri, suore, ascritti e amici per ritrovarsi, come ad Isola. Anche in questa occasione le iniziative hanno avuto come obiettivo la conoscenza e la divulgazione del pensiero e della vita del beato Rosmini.